every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse, they keep it tight. Everybody's dancing. Cari amici, buongiorno, benvenuti nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè. Oggi voglio affrontare con voi un tema affascinante, io amo l'umanesimo e quindi oggi ho qui un grande medico umanista accompagnato dal mio amico dietologo, oggi in veste anche di talent scout, Angelo Bianco, che già conoscete. Benvenuto Angelo. Grazie. E benvenuto appunto al nostro ospite che ancora non conoscete, avremo occasione oggi di fare amicizia con lui. Lui è il professor Giulio Cesare Papandrea, medico umanista. Benvenuto Giulio Cesare. Grazie. Abbiamo deciso di non usare professore, il lei, bene, ci diamo del tu. Perfetto, ecco, grazie. a voi va bene. Allora, Giulio Cesare, medico umanista, ora capiremo meglio perché, internista, medico internista, cardiologo, giornalista, pluripremiato, riconosciuto, ricoperto di onorificenze, dopo magari ne ripercorriamo alcune. Intanto introduco subito l'argomento di oggi, di questa intervista, i bronzi di Riace. Questo è il libro scritto appunto da Giulio Cesare Papandrea, arrivato alla sua terza edizione, I bronzi di Riace tra storia e leggenda, ma il titolino dell'intervista di oggi è Le altre verità dei bronzi di Riace, vero Giulio Cesare? Certamente. Di questo oggi parleremo. Sì. Insieme a un aggancio, giusto perché abbiamo qui anche il nostro amico dietologo, su quella che è la dieta mediterranea, no? Perché i bronzi di Riace, un po' tra il serio e il faceto, diciamo Sono che una testimonianza della palese, bellezza, della forma fisica, e allora anche capiremo della con accuratezza nutrizionale. decisamente con il nostro amico dietologo se questa dieta mediterranea ci può far diventare un po' bronzi di Riace, almeno gli uomini, insomma, le donne hanno un'altra figura, però sono Scriverò un simbolo un libro su Botticelli più in là, per cui poi ne parleremo anche. Ah, quindi è un'anteprima. Venere questa e dieta mediterranea. Venere, Botticelli. Benissimo, allora entriamo nel vivo della nostra intervista. Giulio Cesare. Parliamo allora di questo libro, Le altre verità dei bronzi di Riace. Ricordiamo intanto, per chi volesse rinfrescarsi la memoria, cosa sono e cosa rappresentano questi bronzi di Riace, e poi parliamo delle altre verità. I bronzi di Riace sono due statue in bronzo che sono state scoperte casualmente il 16 agosto del 1972 nel mare prospiciente alla spiaggia di Riace, a 100 metri dal bagnasciuga e a 6 metri di profondità. Sono state subito riconosciute come statue importantissime del periodo tardo antico e classico greco, per cui su queste due statue ovviamente sono stati scritti centinaia e centinaia di libri e di riviste per cercare di interpretarne meglio non solo la bellezza, ma l'origine, la collocazione, eccetera. Io ho cercato da allora, con una ricerca che è durata più di 10 anni, a capire un po' meglio come mai siano emersi nelle acque di Riace. Beh, intanto voglio ricordare, che non l'ho detto in apertura di puntata, che tu sei della Locride, Sì. vero? Nato a Careri, già a Pandora, nella Locride, vivi ed operi a Roma, Padova, quindi ti ho brincato in uno dei tuoi passaggi patavini, e poi in Lombardia. Quindi sei molto legato alla tua terra, Certo. immagino, e quindi anche a tutta quella che è la cultura comunque della Magna E Grecia. questo è uno dei motivi per cui mi sono occupato di questo argomento, in quanto io sono nato proprio nella Locride e diciamo che la grecità è più presente nella Magna Grecia di quanto non sia nella madrepatria in Grecia, in quanto tutto ci ricorda e ci testimonia l'antica civiltà greca. Il mio stesso cognome, Papandrea, la dice lunga. Sì, è proprio un cognome appunto, della Magna Grecia. il mio paese d'origine, che fino al 600 si chiamava Pandora, Anche Pandora è un chiaro il nome di chiara riferimento, origine ellenistica. ma io ho giocato addirittura con gli stessi giocattoli con cui giocavano i bambini greci nel V-VI secolo a.C. a Locri. Cioè proprio gli stessi, Lo in che stesso senso? giocattolo, che è l'astragalo di maiale.
Che non è decisamente usato in Veneto. No, non è usato in Veneto, ma penso che 100 anni fa, 200 anni fa, forse E anche che qui, gioco è, è Giulio un, è- Cesare? è un osso Mm? che è contenuto appunto nell'astragalo del maiale, ma ci sono anche altri animali che ce l'hanno. E nei musei della Magna Grecia, in tutto il sud, le vetrine sono piene di questo giocattolo e non sempre si capisce come mai quest'osso è presente, perché era la Barbie dei ragazzini Incredibile, greci di quell'epoca. E incredibile. io ho giocato da bambino con questo osso che ha 4 facce e si butta, bisogna indovinare la faccia che poi viene fuori. Che meraviglia, ma E l'hai quindi, conservato, certo, spero? io ho queste Ah, ossa, ecco ce l'ho, perché mi sembra un oggetto ce l'ho, davvero ce l'ho, ce l'ho, prezioso, al ce di l'ho là proprio. dei Mi ricordi. dispiace non averlo portato. Infatti, prossima volta, dai, Perfetto. sarà una chicca. Intanto, prima di entrare nel vivo delle altre verità, no, dei bronzi di Riace, abbiamo ricordato appunto l'importanza storica di queste due statue che rappresentano in qualche modo la bellezza, no? Sono diventate un po' simbolo della bellezza fisica. Chiedo al nostro Angelo Bianco, in veste anche oggi di Talent Scout, come ha incontrato, insomma, questa sinergia con il professor Papandrea? Ma Sempre, immagino, mentre passava dalle parti sì, di Padova o Abano. la scoperta è stata casuale perché è venuto appunto ad accompagnare la moglie, che è anche lei collega, a fare le cure termali. Ecco, quindi E viva il nostro termalismo, volevamo anche siccome, dare come un ben sai, un po' di merito. curiosità non mi fa difetto, sono rimasto impresso anche poi magari chiederemo il perché, Sì, dal tipo di... questo fiocchetto con i 3 colori È la della coccarda bandiera. tricolore che il Corriere della Sera ha regalato a tutti i lettori il 17 marzo, ricordo della proclamazione dell'Unità d'Italia, che io porto Sfoggi all'occhiello, proprio. lo porto all'occhiello perché pur mettendo in discussione le modalità attraverso le quali l'Italia è stata fatta nel 1861, Ci credi? ci credo fermamente nell'Unità d'Italia e quindi ritengo giusto dare testimonianza. Certo, esterni, Certo. proprio portandolo sulla giacca, questo simbolo in cui appunto credi molto. Angelo, voglio ricordare Sì, il fatto che sei appunto molto attivo nel settore termale perché sei direttore sanitario del esatto. Bristol Buia, Sì, giusto? E anche, aspetta perché hai un sacco di cariche, consulente dietologo presso il Policlinico di Abano Terme. sì. Quindi ti capita di incontrare persone così piacevoli come il professor Papandrea e spesso me le segnali, di questo ti ringrazio, no? Sì. A volte ti chiedo anche di accompagnarli e creiamo queste puntate Nella così. fattispecie però pure per me lui ormai è un vaso di Pandora, nel senso che scopro sempre Vero, cioè anche in questa novità. occasione stai Sì, sì. scoprendo altre cose del Ancora, professore. Allora, ripasso la parola appunto a Giulio Cesare, che ha un nome decisamente umanistico, no? Già Giulio Cesare ci ricorda un grandissimo della storia. Quali sono allora le altre verità La dei prima altra bronzi di verità è Riace? che la scoperta, anche se ufficialmente è stato dichiarato lo scopritore il dottor Stefano Mariottini, Ancora nel in effetti, 72. del 72, in effetti la scoperta non è dovuta al dottor Stefano Mariottini, in quanto il 15 agosto 4 ragazzini che abitavano proprio sulla spiaggia, figli di povera gente, erano 3 fratellini e un cuginetto di età compresa fra 11 e 14 anni, si sono immersi in quel mare per pescare un po' di pesce da cucinare il giorno dopo, perché era la festa di San Rocco, onomastico del padre dei ragazzini. La madre voleva ostacolarli, perché in Calabria tra l'altro il 15 agosto non si può fare il bagno, Ah, è proibito? la tradizione dice che il mare quel giorno vuole una vittima. Ah no, allora meglio stare E alla quindi, larga dalle acque. le madri erano molto attente, però nonostante tutto, eludendo la sorveglianza della madre, questi ragazzi si sono immersi e il più giovane, proprio quello di 11 anni, a un certo momento esterrefatto, riemerge terrorizzato, avendo visto un braccio affiorante dalla sabbia, convinto di che fosse Un un morto. morto, dice a tutti: no, torniamo, qui c'è un morto. E a quel punto il più grandicello, che aveva anche a disposizione una specie di fiocina, ha preso coraggio e ha detto: beh, io mi immergo, voglio andare a vedere. Sono andati a sentire con la fiocina e hanno sentito che era un rumore metallico. Sì, E non quindi, era carne no, umana. era carne purtroppo, non era un cadavere, era un rumore No, beh, metallico, certo. meglio E, per chi non era morto. e quindi sono riemersi, hanno confabulato in famiglia, non sapevano cosa fare,
Se non che la cosa, come tutte le cose segrete, poi sono segrete finché le sa uno solo, il quando le segreto di sanno Pulcinella più di 2 o 3 dopo. persone, la cosa si è un po' diffusa nell'ambiente e c'era lì che villeggiava un chimico della Lenia di Roma che, avendo sposato una signorina di Monasterace, il paese vicino, andava a villeggiare tutti gli anni e faceva pesca subacquea. Probabilmente è venuta a conoscenza di questa notizia e durante la notte ha tentato in qualche maniera di capire come stavano le cose. Incuriosito. I ragazzini, preoccupati per questa presenza estranea, secondo loro, il giorno dopo si sono recati dai carabinieri, dicendo: noi abbiamo visto in fondo al mare delle statue. I carabinieri ovviamente non potevano tener conto Dell'importanza della di 3 scoperta, ragazzini, certo. che in effetti gli hanno detto: venite con vostro padre, gli hanno detto, poi noi non siamo competenti di queste cose, dovete andare alla finanza casomai, eccetera. E il dottor Mariottini, quando ha capito che c'era un po' di trambusto in questa famiglia, ha telefonato alla sovrintendenza dicendo che aveva scoperto queste 2 statue in Quindi fondo al mare di Riace. un'appropriazione indebita, No, diciamo, non della è un'appropriazione scoperta. indebita, No. è diciamo un'appropriazione certa, nel senso che, avendo telefonato in sovrintendenza a una certa ora, il sovrintendente poi ha telefonato alla compagnia della finanza di Locri in una certa ora col tabulato, si è potuto vedere quali era l'orario di queste Cioè, telefonate. quindi lui risulta lo scopritore. E lui risulta ufficialmente lo scopritore. I ragazzini poi hanno tentato di andare alla guardia costiera di Monasterace col padre e quando sono andati lì, ovviamente questi qua hanno detto: beh, ci dobbiamo andare a verificare se effettivamente Certo. quello che dite è vero. E lì era presente il capitano della finanza di Locri e ha incaricato un proprio appuntato della guardia, e ha detto: tu che ami la pesca subacquea, allora vai a vedere effettivamente di che si tratta. E questo è andato, si è accorto anche lui, che ha testimoniato che c'erano queste 2 statue, è tornato in caserma e ha richiamato il capitano, che nel frattempo era tornato in compagnia a Locri. Ha detto: capitano, effettivamente lì ci sono queste 2 statue. Dice: sì, mi ha telefonato il sovrintendente, lo sapevo già. Che giro. I ragazzini hanno tentato tramite i genitori di fare la causa al ministero per poter avere una parte perlomeno del premio che è dovuto, 175 milioni dell'epoca tra l'altro. Però, Sì. milioni di lire ovviamente, Sì, vecchie milioni di lire lire. dell'epoca, Non pochi. e purtroppo hanno fatto la causa si è discussa a Roma, nel Tribunale di Roma. Non si capisce perché competente fosse il Tribunale di Roma e non il Tribunale di Locri. Questo Vabbè, non l'abbiamo insomma, mai capito, però un po' di forse giuridicamente di centralismo c'era anche allora. giuridicamente sembra che fosse competente il Tribunale di Roma, perché in effetti l'assegnazione è avvenuta al Ministero. Insomma, ha vinto Ha vinto la causa il dottor Mariottini. il dottor Mariottini. E i ragazzini, Ben contento, ovviamente. I ragazzini sono citati soltanto da alcuni libri come il mio. Ecco, quindi questa è la verità spesso non Questa è ricordata. un'altra verità, È un'altra verità che ovviamente non viene riconosciuta, perché ufficialmente chi ha scoperto Poveri i bronzi ragazzini. sono stati Stefano Mariottini. Insomma, è stato Mariottini Stefano poteva Mariottini. lasciare qualcosa, magari anche se era visto che non No, mi brillavano pare, in ma economia. c'è stata anche, credo che non ci sia stato buon sangue, appunto. anche perché poi tra l'altro Mariottini è stato assunto dal Ministero come esperto di archeologia Comunque, subacquea. è andata bene a Mariottini. Ma diciamo che ha Decisamente. fatto la carriera Si è proprio trovato al momento come giusto, nel consulente posto del giusto. Ministero, ha abbandonato la Lenia e ha continuato la Allora, sua sono carriera. affascinata ovviamente Una dall'argomento. faccia di bronzo però. Faccia di forse. bronzo, Ma, e le diciamo, battute io di Angelo non oso si giudicare, sprecano. Sì, no. i fatti sono questi. Prima di parlare anche con il nostro Angelo Bianco, appunto consigli nutrizionali per diventare, lo diciamo tipo gag, però insomma c'è molto anche di vero, così con questo physique du rôle come i bronzi di Riace, voglio vedere un contributo video con voi proprio su queste 2 statue meravigliose. Allora ci vediamo alle immagini, poi torniamo a commentare il tutto con il professor Giulio Cesare Papandrea e sentiremo i consigli del dietologo Angelo Bianco.
stavo parlando fuori onda con i nostri ospiti. Allora, abbiamo visto questo bel video, apprezzato, no? Con questa tarantella calabrese, giusto? Bellissima musica. Ballate, ballate, femminischiette e maritate. Ah, che meraviglia, io adoro le cose così, delle varie regioni italiane. E abbiamo visto i bronzi di Riace in tutta la loro bellezza, ma la domanda è questa: chi sono questi bronzi di Riace? I bronzi di Riace erano due eroi, verosimilmente Aiace ed Achille, anche questa è una mia originalità. Quindi una delle verità, delle possibili verità, sì. vero? Aiace ed Achille, i quali eroi sono apparsi nella battaglia della Sagra nel 555 a.C., in una battaglia celebre, in una guerra che Locri è stato costretto a combattere contro Crotone e Siveri e che ha vinto proprio con infinità numerica di soldati, 10.000 militari locresi contro 130.000 soldati di Crotone e di Siveri, una battaglia vinta dai locresi per intervento divino. E questi due statue sono due eroi, Aiace ed Achille, che sono apparsi in favore dei locresi e che poi sono diventati dei protettori di Locri e che quindi erano venerati in un tempio che i locresi hanno eretto alla foce del fiume Sagra, l'attuale Allaro, ed erano venerati dai locresi finché non è arrivata la Chiesa cristiana, e questo culto nei riguardi di questi due eroi è diventato il culto nei riguardi di San Cosma e Damiano, santuario che adesso esiste ancora oggi a Riace. Affascinante, non sapevo ovviamente nulla di tutto questo, quindi colmiamo delle lacune. Caro Angelo, così, sempre passando dall'umanesimo, diciamo, della storia e del mito di questi bronzi, alla dieta mediterranea, no? Cioè, mi avevi suggerito l'aggancio anche simpatico, cioè questi bronzi così in forma. È verosimile che come modello di bellezza maschile adottassero una dieta mediterranea per essere così, con questo physique du rôle? Sicuramente sono un emblema di estetica e di salute, per cui gli aspetti figurativi denunciano sicuramente un'assonanza con una forma fisica. E ci sta il culto della forma fisica perché sono comunque guerrieri, quindi sicuramente facevano palestra e non erano certo gente che stava sedentariamente ferma come facciamo noi adesso. Ecco, questo però credo che comunque l'assonanza con l'aspetto nutrizionale ha il suo peso, anzi mi fa piacere pensare che invece probabilmente grazie anche alla differenza anagrafica, mi pare, tra Aiace o Ileo, perché poi ho dovuto studiare per leggere il libro. Ma siete davvero due umanisti, no? Cultura classica, formazione importante. Io pensavo fossero tra Aiace, lui me l'ha precisata a riguardo, però c'è una differenza proprio anagrafica tra i due. Cioè uno è più anziano e uno più giovane. Però entrambi comunque esprimono una forma fisica non indifferente, quindi mi fa piacere pensare che probabilmente anche in virtù dell'alimentazione loro si sono conservati a prescindere, quindi forse aiuta sia la parte estetica sia anche a non invecchiare, a invecchiare bene. E poi li ha conservati il mare per 2000 Beh, hanno avuto davvero un processo di conservazione importante, direi. Il sale non raffinato. A parte quello che rappresentano, sono statue, quindi si sa insomma che lì stiamo un po' giocando su questo discorso, però i greci, così come si spera gli italiani oggi, no? Quindi il popolo mediterraneo in generale, davvero ha una forma di salute, una forma fisica migliore rispetto ad altre popolazioni, ad altri continenti, grazie alla dieta mediterranea? Allora, preciso un particolare, sulla dieta mediterranea io ho sempre avuto la sensazione che spesso sono pochi quelli che sanno veramente il significato profondo. Ecco, che cosa significa? Pasta asciutta, olio, cioè abbiamo anche noi delle credenze che magari a volte non rispecchiano la realtà. No, infatti al di là poi del mio sospetto c'è stata proprio una testimonianza diretta, c'è stato un congresso della SIRPEC tenuto proprio a Genova a fine marzo e i primi di aprile, con dei quiz mirati a riguardo e effettivamente il 60% ignorava non soltanto il significato della dieta mediterranea, ma anche non sapeva collocare quali erano i pilastri alimentari di questa dieta. Ecco, allora diamoli ora, allora, perché se ne parla tanto, ma che cosa significa davvero dieta mediterranea? Per cui sicuramente a voler risalire alla notte dei secoli, noi affondiamo le radici nel periodo sicuramente ellenico, tant'è vero che poi comunque... Che è quello dei bronzi di Riace, per intenderci, quindi troviamo ulteriori... La Ellade sicuramente poi ha cercato terre fertili e si è espansa nella zona costiera mediterranea perché non bastava
la loro parte, tant'è vero che comunque le poleis greche erano di per sé autarchiche. Sì, e ricordo noi dal liceo sappiamo classico. anche il culto delle divinità greche che avevano a che fare comunque sia Demetra, sia Cerere, sia Dioniso, con aspetti legati alla tradizione contadina. Quindi indubbiamente l'aspetto della dieta mediterranea non è una dieta vegetariana, ma è una dieta in cui nell'ambito della quantità degli alimenti, nell'ambito della qualità degli stessi, la presenza dei cereali, la presenza dei legumi, la presenza della frutta, degli ortaggi ha un peso non indifferente, tant'è che comunque si pone nell'ambito della classica piramide alimentare all'apice a riguardo, quindi andrebbero introdotti quasi con costanza quotidiana. Cioè, quindi questa è la base della dieta Sì, mediterranea, per cui- non dunque la pasta asciutta, lo spaghetto. Sì, la pasta asciutta Dopo. Come derivato come dei cereali. derivato poi dei cereali, no? Poi a quei tempi magari c'era l'orzo, c'era il farro, c'erano altri cereali. Comunque insomma, sicuramente... C'era il silio, Sì, il che silio era un cereale che non serviva c'è più soprattutto, non oggi. esiste più, Ah, ecco, non un lo so. cereale originario di Cirene che serviva ad alimentare soprattutto i soldati. Chi era il famoso cirenaico? No, Ce ne c'era. sono stati tanti. Eh, Ho dei ricordi. il Cireneo. Il Cireneo, ho dei Il ricordi sempre più poveretto sbiaditi. malcapitato che gli è toccato portare la croce Ah, di Gesù. ecco, è lui. No, ma c'erano anche dei Sul filosofi Golgota. greci, adesso Sì, sì, purtroppo la memoria non aiuta. Ma sono posti meravigliosi ed è bello ricordare, no, la Purtroppo storia in questo greca. momento hanno problemi grossi perché è in Libia Cirene. Sì, stavano meglio una volta. Angelo, stavi Sì, dicendo allora della dieta e mediterranea. quindi chiaramente poi comunque è stata ripresa in maniera particolarmente intensa da un americano, quindi anche qui dobbiamo delle scoperte importanti non italiani, ma stranieri. che si è trasferito, questo è un certo case, è vissuto quasi fino a 100 anni, nel Cilento e i suoi studi fortunatamente hanno fatto sì che comunque l'olio d'oliva, che è un altro chiaramente emblema della tradizione alimentare mediterranea, non fosse spodestato da insulsi semi di oli vari. E quindi chiaramente, come dicevo, nell'ambito della tradizione mediterranea c'è un contesto in cui conta lo stile di vita, conta un approccio alimentare frugale, sobrio o meno, con prevalenza di prodotti vegetali, con prevalenza di ortofrutticoli e di volta in volta comunque nell'ambito dell'alternanza che faceva parte anche della tradizione comunque di un tempo meridionale, una volta alla settimana, se ricordate bene, c'era la possibilità di mangiare carne o Chi pesce se lo o poteva dolci, chi se lo permettere. poteva Sì, permettere. Per cui costava già al comunque tempo. sobria, parca, con una alternanza ogni tanto di proteine animali, però la parte del leone la recitava appunto la verdura, la frutta, gli ortaggi, i Cosa che cereali, consigli- i legumi, cose che consiglia Consigli riguardo. anche oggi, Sì, vero? il vero problema oggi è comunque poi ci sono ancora questi alimenti, magari poi ne riparliamo Faremo in un'altra merito, puntata sulla qualità proprio di carrellata, quello sì. che mangiamo oggi, Perché quando vero? sento parlare poi di intolleranze alimentari, ad esempio nella dieta mediterranea, il latte ogni tanto era presente, però era latte intero. Siamo sicuri che è da criminalizzare il latte o è da criminalizzare questo tipo di latte? Certo, Gli come allevamenti viene erano curato e ovviamente trattato. estensivi, il foraggio era diverso, quindi insomma ne Domande riparliamo. importanti che rilancio allora una prossima puntata. Grazie. Vi avrei tenuto volentieri un'ora, purtroppo oggi dovevo incastrare una serie di ospiti, insomma il programma è così, ma vi aspetto anche per una prossima puntata. Con piacere. Allora, in conclusione di intervista, è verosimile dunque che per essere un po' così bronzi di Riace sia bene fare una dieta mediterranea e che loro stessi come modello rappresentassero un po' questo tipo di vita sana, di bellezza. Il mito del kalos kaiagatos, dicevano i greci, vero professore? L'ideale di bellezza, di L'ideale di armonia. bellezza, loro sono questo, rappresentano questo, ancora oggi il mare ce li ha conservati così in tutta la loro bellezza. Mostro ancora il libro del professor Giulio Cesare Papandrea, eccolo qui, si vedono appunto un bronzo di qua e un bronzo di là, giusto? Sono due, e Edizioni Franco Pancallo Editore, Di terza Locri. ristampa, Di giusto? Locri. Di Locri, ci sono dentro anche delle immagini molto belle, lo si può trovare nelle librerie o si può Un ordinare. po' difficile perché essendo un piccolo editore bisogna se si informarsi. ordina direttamente a lui è meglio. Ecco, allora ordinarlo direttamente all'editore. Io voglio ricordare, professore, anzi Giulio Cesare, ci davamo del tu, che sei stato anche insignito da questa onorificenza. Membro straniero, sei stato scelto della Royal Society of Medicine di Londra, presieduto dalla regina Elisabetta II.
Poi hai vinto il premio Montecatini di medicina, hai pubblicato Il viaggio di Ulisse in Atlantico, insomma, iperattivo, grande cultura. Beh, diciamo che sono curioso. Sei Sono curioso, la curioso. curiositas Una anche volta quell'ambito. un amico che insegnava all'Università di Roma, che dirigeva il Dipartimento di Studi Orientali, ha detto sì, sei curioso perché sai che la curiosità è la madre della scienza. Questo è verissimo, lo dicevano già gli antichi greci e romani. Allora, siamo davvero arrivati alla fine dell'intervista. Angelo, io ti ringrazio perché sei veramente un ottimo talent scout, sai, Io sono un trovi... ignorante che spera nella curiosità di tamponare Come queste diceva sue lacune. Socrate, no? Il so di non sapere. Allora adesso setacciamo davvero i ricordi Grazie. scolastici. Io ti ringrazio, ti aspetto davvero con il professore o con altri ospiti Ben o anche da volentieri. solo per fare il punto sulla dieta mediterranea e sulla qualità di quello che mangiamo oggi. Il tempo è Sì, stato tiranno, quindi ti rilancio lo alla prossima riprendiamo. puntata. Benissimo. Amici, salutiamo e ringraziamo il professor Giulio Cesare Papandrea, medico e soprattutto grande umanista, davvero, Grazie, e il grazie. professor dietologo, sto dicendo, Angelo Bianco, il nostro amico, che aspettiamo davvero per una prossima puntata. Vi lascio allo spazietto pubblicitario, vi aspetto tra pochissimo per raccontarvi la storia di un grande ballerino, bravissimo, arrivato dall'Albania, approdato a Padova e che ha raggiunto il successo qui in Italia. A tra poco.